Miss Bronco lezioni d'amore, anticipazioni dal 31 maggio al 4 giugno. Ezy e Ozugur stringono un patto. Lunedì 31 maggio. Ezy è una giovane ingenua organizzatrice di eventi, ossessionata dall'idea dell'amore e del matrimonio. Spera infatti che al più presto il suo fidanzato Soner le chieda di sposarlo. Ma le cose sono destinate a prendere tutta un'altra piega. Il suo idillio amoroso va infatti in frantumi quando scopre, nel peggiore dei modi, che l'uomo la tradisce. Dopo essersi impegnata tanto per organizzargli una festa a sorpresa, Soner si presenta a casa con la sua amante. Come se non bastasse, poco dopo viene licenziata. Potrebbe andare peggio? Pare di sì. Miss Bronco, un ragazzo tanto avvenente quanto insopportabile con cui si è ritrovata a condividere un taxi, è il suo nuovo vicino di casa. Martedì 1 giugno. Ezy si ritrova in un battito di ciglia, tradita, licenziata e adesso anche cacciata via di casa dall'ex fidanzato Soner. Non solo, mentre è ospite del lussuoso attico di sua cugina, scopre che il suo vicino di casa è niente di meno che Ozugur, il ragazzo con cui ha discusso sul taxi, nonché Don Giovanni è proprietario di uno dei locali più importanti della città. Ma le sue disavventure non finiscono qui. Per non farsi mancare nulla, attraversa sbadatamente la strada e viene investita da un'auto, ma avviene un qualcosa di inaspettato. Mercoledì 2 giugno. Ezy viene investita da una macchina e, accertatasi di essere illesa, si accorge solo dopo che il guidatore è un uomo incredibilmente affascinante, da cui viene subito rapita. Dopo quanto accaduto e aver conosciuto meglio il vicino Ozugur, lui ed Ezy stringono un patto. Lui l'aiuterà a conquistare il bel dottore Serdar, l'avvenente uomo che l'ha investita, e lei si fingerà la sua fidanzata durante il matrimonio della sorella di Ozugur. Giovedì 3 giugno. Ozugur ed Ezy hanno stretto un patto in grado di risolvere i loro rispettivi problemi. Mentre infatti Ozugur presenterà Ezy come sua fidanzata facendosi accompagnare al matrimonio della sorella e sedando così il desiderio di sua madre di vederlo finalmente sistemato. Ezy riceverà da lui lezioni di seduzione che le garantiranno un matrimonio da favola con Serdar entro la fine dell'estate. Tutto sembra perfetto, se non fosse che Ezy e Ozugur non riescono a fare a meno di litigare come cane e gatto, ostacolando non poco il loro accordo. Con sua grande sorpresa però Ezy riesce ad attivare l'attenzione di Serdar grazie ai consigli di Ozugur, che successivamente la spinge a sparire per un po' dal radar del dottore e a farsi desiderare. Venerdì 4 giugno. Ezy non sembra condividere le tattiche di Ozugur, ma che alla fine si riveleranno ancora una volta un grandissimo successo. Serdar chiede infatti ad Ezy un appuntamento, ma l'unico giorno disponibile è proprio quello a ridosso del matrimonio della sorella di Ozugur, durante il quale i due dovrebbero già trovarsi sul posto. I due soci discutono animatamente, finendo per rompere il loro accordo. Nel frattempo, Kansu, la cugina di Ezy, è alle prese con i suoi problemi. Il suo fidanzato, nonché capo, Levent, si ostina a mantenere segreta la loro relazione per paura di turbare sua figlia, ma le giura per l'ennesima volta che gliene parlerà. Sarà davvero così? Adesso non ci resta che guardare gli episodi. Io adesso vi saluto e vi aspetto al prossimo video. Bye bye!